Signori, buongiorno, veramente grazie della presenza così nutrita. Vedo tanti amici, intanto ringrazio i colleghi consiglieri che hanno voluto essere qui presenti, in particolare la collega Venturini, Luciano Sandonà, Giulio Centenaro, la vicepresidente De Berti, la collega Elisa Cavinato, tutte persone che su questo tratto di territorio insistono o frequentano. Vedo tantissimi amici sindaci con i quali abbiamo condiviso qualche ora, qualche giornata, qualche tempo su questo progetto e veramente vi ringrazio per la presenza. E poi appunto chi mi sta a fianco su questa tavola che si è impegnato sicuramente da tempo per la ciclovia Treviso-Ostiglia. Se cerco nella mente un'immagine che possa riassumere il significato e la valenza della ciclabile Treviso-Ostiglia, trovo la spiga, per intenderci del frumento del grano, perché nel suo stelo, nell'asse principale, si innestano i semi, cioè una sequenza di percorsi che si diramano da questa ciclovia, unica nel suo genere e che vede nel campo sampierese il suo fulcro centrale e non solo geografico. La spiga ha molti altri significati in araldica, compare come emblema dell'operosità ma anche dell'abbondanza, della fecondità, ricompensa al lavoro e pace. Nel mito come nelle antiche religioni è collegata al ciclo delle stagioni e compare nell'immagine di Osiride e Demetra. Nel nostro caso invece restituisce l'idea della Treviso-Ostiglia come esempio di ecosostenibilità, il suo essere dentro la natura al servizio dell'essere umano, vuoi per il ciclista come per il viandante, per il cittadino o per l'ospite o anche per il turista. E sul turismo noi in tanti ci abbiamo creduto e ci speriamo veramente nel prossimo futuro. Ecco perché appunto penso alla spiga di grano come simbolo di un nuovo rapporto, che non è solo l'andare in bicicletta aprendo il territorio a nuove forme di turismo lento che il mercato sta sicuramente premiando. Uno dei temi emergenti in Europa è l'ampia adozione da parte delle amministrazioni cittadine di progetti di mobilità sostenibile e sempre più attenta al bisogno di collegamenti di prossimità, sia dentro le città sia tra le città e il loro hinterland. Se guardiamo al nostro Veneto come a una grande metropoli regionale, capiremo l'importanza della Treviso-Ostiglia e la sua capacità di essere una risposta concreta ad una domanda emergente, il suo essere spina dorsale, asse cardinale di una nuova mobilità che, pur sviluppata per decine di chilometri, oltre 100 nel nostro caso, risponde alle necessità della prossimità. Parigi è stata la prima metropoli europea ad aver adottato una pianificazione sostenibile dello spazio urbano basata sul concetto di prossimità, in modo di ridurre gli spostamenti in automobili in ambito cittadino, favorendo quelli in bicicletta o a piedi. Durante i mesi della pandemia quasi ogni grande città ha ridisegnato le sue piste ciclabili, ha allargato gli spazi per i pedoni e per sostare all'aperto. Se inizialmente nei 50 anni scorsi questo processo era partito per sfavorire l'utilizzo di automobili privati oppure per favorire nuove forme di turismo, dopo il Covid-19 si è cominciato a pensare a nuovi ritmi di vita cittadina diversi da quelli nevrotici in cui eravamo immersi fino alla fine del 2019. Il turismo lento, e non solo quello delle ciclovie ma anche quello dei cammini, ricordo che in Regione abbiamo fatto una legge sia per promuovere i cammini che anche il cicloturismo, è importante e lo riteniamo anche facendo un focus verso i turisti del prossimo futuro che sia veramente una fetta di mercato importante per il nostro territorio che può dare un indotto interessante a tanti operatori economici. Come diceva Catherine, la vera casa dell'uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a piedi o in bicicletta. Dico che appunto in piedi o bicicletta è un trend sicuramente chiaro, bisogna mettere il cittadino e non l'auto o il mezzo inquinante come protagonista della mobilità, restituire spazi vivibili ai singoli quartieri come alle cittadine, ricollegare le persone con il loro territorio abbattendo gli spostamenti effettuati con mezzi inquinanti ed energivori. La bicicletta da questo punto di vista
è un mezzo chiave e i percorsi sicuri e sempre più attrezzati, come insegnano in Olanda o anche la vicina Austria o Slovenia, per i ciclisti e pedoni sono strade aperte verso il futuro, verso una vita rispettosa dei ritmi della natura, delle stagioni come delle persone. Ero assessore in provincia a Vicenza quando iniziai a battermi per la trasformazione della Treviso Ostiglia in pista ciclabile, con a fianco gli amici della FIAB e tantissimi comuni dell'area berica. Essere qui oggi con voi mi fa riandare a tante battaglie, ricordo anche quella che da semplice consigliere regionale era il 2008 mi pare, quando era in formazione il nuovo PTRC, con una mia iniziativa, rimane ancora traccia di questo, chiesi all'allora giunta di inserire come progetto strategico regionale una grande diagonale verde che attraversava tutto il Veneto, appunto la Treviso Ostiglia, che poi dal 2010 col Presidente Zaia diventò Green Tour, unendo altre possibilità di appunto andare in bicicletta e soprattutto utilizzare il territorio in maniera utile e positiva. Vedo tantissimi amici sindaci, mi viene in mente l'amico Daniele Rostirola, sindaco di Morgano, a 300 metri da Treviso Ostiglia arriviamo nella piazza di Badoer, Villa Cappello a qualche centinaio di metri, il sindaco Nardini di Montegalda che ha il suo castello a 500 metri da Treviso Ostiglia, o tanti altri che hanno bellezze artistiche, storiche, naturali, veramente in prossimità di questo grande asse che appunto attraversa il Veneto. Forse ho parlato fin troppo, mi scuserete anche. Come dicevo, la Treviso Ostiglia è stata una delle battaglie che mi hanno sempre appassionato e che mi ha anche segnato la mia vita politica. Sono veramente onorato oggi di essere qui con la Federazione dei Comuni del Campo Sampierese, che gestisce con criteri d'avanguardia questa infrastruttura, ed è stato veramente un cambio di passo questa gestione anche nella manutenzione, che ha permesso di dare una linearità anche di utilizzo e di proprio sensazione della pista. Percorrendola qualche anno fa si passava da tratti perfettamente tenuti a una giungla che quasi riempiva il tracciato. Invece adesso questa gestione coordinata, permettetemi di dire, è stato veramente un cambio di passo. So che la spinta dell'amica Elisa De Berti su questo tema è stata piuttosto muscolare, ma veramente c'è stato chi si è preso a cuore la cosa, dando finalmente anche una linearità nella gestione. Io devo ringraziarvi di ciò per quello che avete appunto fatto fino adesso, ma sicuramente per quello che farete nel prossimo futuro. La presenza della Regione, so quanto ci tiene anche l'amica De Berti, ma la presenza di tanti colleghi qui oggi vi fa capire che per noi è strategico, ripeto, è un progetto strategico della Regione, ma è strategico avere questo asse che attraversa tutto il Veneto e che può veramente dare risposte alla mobilità intercomunale, può dare risposte a un turismo sempre più ricercato, specialmente per chi arriva dal nord centro Europa, ma anche dall'Italia. Moltissimi la stanno trovando come veramente un nuovo modo di fare turismo. Secondo me siamo sulla strada giusta e, ripeto, veramente complimenti. Adesso io ho una scaletta che vedrò di seguire in maniera assolutamente lineare. Moreno Giacomazzi, Presidente pro tempore della Federazione dei Comuni del Campo Sampierese. Prego. Saluti da parte della Federazione, buongiorno a tutti. Io ovviamente a nome della Federazione dei Comuni di Campo Sampierese ringrazio la Regione per questa opportunità di presentare questo progetto, di cui noi andiamo fieri in modo particolare in quanto abbiamo la gestione di tutta la tratta per quanto riguarda la manutenzione, che è doveroso in modo tale da avere un programma unico di gestione anziché magari frazionato. Noi sulla Treviso Ostiglia, tramite il nostro ufficio turismo, che ringrazio anche Alda che ha coordinato appunto questo evento, il collega Daniele Cannella che è appunto il presidente del tavolo del turismo della federazione, andiamo fieri di quello, mi collego anche a quello che ha detto il presidente Ciambetti, che andiamo fieri di questa tratta perché comunque per noi è importante non solo perché la gestiamo, ma perché comunque ci siamo resi conto, ma si noterà anche
soprattutto con l'esploit che ha avuto grazie, io dico grazie appunto al Covid, che hanno imparato a utilizzare la ciclabile ancora di più rispetto a prima, è diventata, per chi la frequenta, per chi la vede, un'arteria del turismo. Già abbiamo dei progetti, comunque dal mio punto di vista è una tratta che merita investimenti, perché comunque oggi è molto frequentata di pedoni, ciclisti, però comunque dobbiamo creare anche dei collegamenti che portano appunto al turismo, a visitare le nostre ville e nonché magari anche creare dei punti di ricreazione, quali magari potrebbero essere qualche ristorante, piuttosto che comunque idee sono tante e sicuramente ce le stiamo mettendo a tutto. Sappiamo benissimo che ci vuole appunto anche la parte economica, ma tutti assieme sicuramente, vedo anche i colleghi del Trevigiano, non so se c'è qualcuno vicentino, però comunque tutti assieme sicuramente faremo grandi cose sulla pista ciclabile, le idee ci sono, abbiamo la fortuna di avere questo tratto, siamo l'unico caso in Italia a avere la gestione appunto da parte del nostro ente, che appunto è la federazione, e di questa cosa andiamo fieri, quindi la collaborazione e l'apertura massima da parte nostra. Lo dico oggi come presidente della federazione, mi auguro che lo dirà l'anno prossimo la collega Argenti che mi sostituirà come oggi vicepresidente, quindi sicuramente ci sarà la continuità su questa tratta, su questa linea e su questo percorso. Ringrazio ancora tutti voi per aver accettato l'invito della federazione, ovviamente ringrazio la presenza di consiglieri, assessori della regione, del presidente, e diciamo che ringraziamo anche il governatore e il presidente Zaia, che comunque sicuramente sarà anche lui orgoglioso di questo evento. Lascio la parola perché era solo un saluto, grazie ancora e buona giornata e buona visione del progetto. Grazie infinite Sindaco, e adesso Daniele Cannella come appunto Presidente del tavolo che coordina il turismo per i comuni del Campo Sampierese. Grazie Presidente Ciambetti, anch'io a nome della squadra del turismo della Federazione devo veramente esprimere un grande sentimento di gratitudine e quasi di privilegio per essere oggi in questa sede così prestigiosa, ospitati a presentare il lavoro che abbiamo predisposto negli scorsi mesi e le idee di sviluppo che abbiamo da portare avanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Quando parliamo di Treviso Ostiglia, l'immagine che ci viene più facile a ricondurla è quella della rete, di questo percorso che attraversa i nostri territori, che attraversa più province e che permette di collegare, come diceva lei prima, più bellezze, più paesaggi, più amministrazioni, più realtà economiche. Ecco, l'idea della rete è stata proprio la base su cui abbiamo fondato il nostro progetto di sviluppo della Treviso Ostiglia come motore proprio di sviluppo economico, ma anche sociale e culturale del Veneto centrale. Ecco, noi siamo privilegiati come federazione nell'essere in questo momento una realtà sperimentale anche per la regione che crede nella Federazione dei Comuni del Campo Sampierese, regione che crede nelle istituzioni, nei comuni, e ringrazio anche appunto tutti i colleghi del Vicentino, i colleghi del Padovano, i colleghi del Trevigiano, il Parco del Sile, che è anche presente all'interno di questo raggruppamento di enti che ci hanno dato fiducia per portare avanti le iniziative appunto di gestione unitaria della pista Treviso Ostiglia. Ecco, all'interno proprio di quello che è il disegno di strategia turistica regionale dell'End of Venice, che vede nel ciclo turismo proprio uno degli assi portanti di quello che deve essere lo sviluppo del nostro Veneto. Ecco, e quindi noi con questo progetto pilota ci stiamo veramente mettendo il cuore, la testa e l'anima, e con questo ringrazio i colleghi assessori al turismo dei comuni che ho l'onore di coordinare e di presiedere, perché proprio durante il Covid, nei mesi peggiori del Covid, quando il turismo era morto, di fatto era chiuso, era finito, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto questo deve essere il momento in cui col sipario chiuso, dovuto alla pandemia, dovuto alla situazione che stiamo vivendo, dobbiamo pensare al futuro, al domani e dobbiamo progettarlo. E quindi in quei mesi di sipario chiuso abbiamo lavorato dietro le quinte. Abbiamo lavorato per preparare questo progetto partendo proprio dalla connessione, quindi abbiamo prima di tutto ottenuto la fiducia di tutti i comuni, cosa che pare scontata oggi ma che al tempo non era così scontata, fiducia che ci ha permesso
di partecipare al bando regionale 342, con il quale, e ringrazio la Regione e in particolar modo la Giunta regionale, oggi rappresentata dalla Vicepresidente De Berti, ci siamo riusciti ad aggiudicare importanti risorse che sono state poi la benzina per dare corsa a questa macchina che stiamo cercando di portare avanti. Ecco. E quindi attraverso la rete delle istituzioni, il riconoscimento della Regione come soggetto gestore, quel contributo importante di circa 30.000 euro, al quale poi si è sommato il contributo economico che ha dato ciascun ente, ciascun comune, ciascun territorio, abbiamo messo nero su bianco la strategia di sviluppo, strategia che parte, e oggi siamo orgogliosi di presentarlo qua negli interventi che seguiranno il mio, da dare alla Treviso Ostiglia un'immagine, un logo, un'immagine coordinata, un progetto di promozione unitaria delle fotografie, dei progetti editoriali unitari, un sito internet che si possa proprio interfacciare e che possa mettere in rete, mettere a disposizione non solo degli utenti del nostro territorio, ma di tutto quello che è il turismo che vogliamo portare da tutto il resto d'Italia e tutto il resto d'Europa, la nostra pista ciclopedonale, che diventa un prodotto commerciale turistico unico, unitario. Ed è questa proprio la sfida che abbiamo sentito forte di dover intraprendere, che oggi siamo orgogliosi di svelare, ecco, che ci ha animato negli scorsi mesi. Questo con la regia della parte politica, degli assessori, della cabina di regia politica, ma anche, e questa è la cosa secondo me importante e innovativa del percorso che abbiamo fatto, degli operatori economici. Abbiamo deciso di ristrutturare la nostra governance andando a snellire la parte politica, che come è noto è quella più burocratica, più lenta, e andando a portare al nostro pari gli operatori economici e le rappresentanze delle categorie economiche, facendo un tavolo integrato, una cabina unica, pubblico-privato, che è stata davvero la svolta, l'arma segreta che ci ha permesso proprio di dare grande forza al progetto che avevamo messo su carta, perché poi dalla carta portarlo alla realtà sapete che non è sempre una cosa facile. Quindi dietro a questo percorso che dalla carta ha portato alla realtà il progetto che oggi andiamo a presentare, mi sento in dovere anche di ringraziare tutte le persone che a vario titolo hanno lavorato, perché sapete che poi noi politici le cose le pensiamo, magari anche bene, però poi c'è chi lavora per renderle operative, renderle effettive. Ecco, quindi in questa sede un grande ringraziamento in primis a tutto il personale dell'ufficio turistico della Federazione dei Comuni, a tutti gli amministratori che hanno impegnato ore e tempo e energie, a tutte le persone che hanno creduto nella Federazione, agli operatori economici, alle rappresentanze, ai professionisti esterni che ci hanno affiancato in questo percorso, perché abbiamo scelto le competenze migliori per dare immagine e sostanza a quello che avevamo in testa. Ecco, oggi la Treviso Ostiglia si appresta in maniera ufficiale a diventare un prodotto economico, turistico, riconosciuto e che vogliamo presentare al mondo in maniera unica, presentare a tutti voi in questa cornice straordinaria, in questo consesso nel quale veramente siamo felici che siano rappresentati tutti gli enti, dagli enti gestori, gli enti proprietari, c'è anche per la provincia di Padova il collega vicepresidente reggente Gottardo, la collega Katia Maccarone che segue piste ciclabili, ma citavo prima il presidente e il direttore anche del Parco del Sile, che è il parco naturalistico che la pista attraversa nell'area dell'Alto Padovano e del Trevigiano, e quindi oggi la sfida sarà lanciare questo treno ripercorrendo un po' l'immagine dei binari, okay? Che sia un treno di sviluppo veramente economico del nostro territorio. Sapete, l'area del Veneto centrale, l'area rurale che attraversa l'Ostiglia non è mai stata un'area ad alta vocazione turistica, però siamo convinti che questa infrastruttura possa diventare, anzi diventerà sicuramente quella rete, e parto dal concetto che ho espresso in apertura del mio intervento, quella rete che mette tutto in collegamento, che mette in collegamento le bellezze naturali, le bellezze architettoniche, la semplicità della nostra campagna, della ruralità del Veneto centrale, le eccellenze economiche, le eccellenze produttive. La nostra è una terra di grande economia, di grande sviluppo, che mette in rete le migliori esperienze pubbliche e private che ha
l'area attraversata, con la speranza, e guardo l'assessore De Berti, che il prima possibile questa pista possa sbarcare anche finalmente nel Veronese e quindi andare sempre più vicina all'obiettivo, che speriamo tutti venga centrato il prima possibile, di arrivare alla sua destinazione finale, che è la cittadina di Ostiglia in provincia di Mantova. Quindi andando a far sì che questa pista proprio sia l'asse principale che attraversa trasversalmente il territorio. E vedete, la peculiarità particolare di questa pista è proprio che, correndo sul sedime di un'ex ferrovia che transita in direzione est-ovest, questa permette di interconnettere tutte le altre piste cicloturistiche naturali che sono sugli argini prevalentemente dei fiumi e dei corsi d'acqua che partono da nord, montagna, e arrivano a sud-est al mare, no? E quindi li interconnette e li collega tutti. E quindi siamo proprio affascinati da questa immagine di questo corridoio che diventa un corridoio di interscambio e di collegamento e di rete tra quello che è il meglio che il Veneto centrale oggi può esprimere. Come federazione siamo felici di aver messo a disposizione anche quelle che sono le competenze che negli anni il nostro ente ha maturato nel gestire le reti. Noi siamo nati come una rete di 4 comuni, poi diventata una rete di 10 comuni, ed è forse la nostra competenza principale quella di gestire una governance tra enti alla pari, quindi di gestire una governance tra comuni, tra territorio. Ecco. E quindi l'abbiamo messa veramente volentieri a disposizione del territorio, perché crediamo fortemente in quello che sappiamo fare e crediamo che l'esperienza che abbiamo maturato e messo in campo possa essere un valore aggiunto per tutto il territorio della Regione Veneto, nell'ottica appunto di perseguire lo sviluppo del turismo e dell'economia del nostro territorio in chiave rurale, in chiave green, in chiave cicloturistica, che un po' sono i temi che sempre più nelle nostre coscienze di ciascuno di noi, in tutto quello che è l'arco costituzionale, politico, locale e nazionale e anche europeo, sono sempre più in cima all'agenda di quelle che sono le cose da portare avanti. Ecco, io credo di aver già sforato nei tempi, però era doveroso questo passaggio per portare in risalto soprattutto la passione che ci abbiamo messo nel lavoro che abbiamo fatto, e siamo fiduciosi che il lavoro che abbiamo fatto possa dare i frutti che ci aspettiamo, ma soprattutto possa essere riconosciuto e dare anche soddisfazione alla Regione del Veneto, che ha scommesso su di noi. Grazie ancora Presidente per questa importante opportunità. Allora andiamo con l'intervento di Alda Bordignon, funzionario del settore turismo della Federazione dei Comuni del Campo Sampierese. Quando ero assessore agli enti locali della Regione ho sempre definito la Federazione come la Ferrari dell'associazionismo comunale in Veneto. Lo era, e penso che anche in questo momento... Diciamo che tanti tentano di imitare, di organizzarsi come la federazione, ed effettivamente, ripeto, è un esempio di energie messe assieme, di iniziative fatte per bene, e oggi mi pare sia veramente la dimostrazione di quello che, ripeto, dico da un po' di tempo. Alda Bordignon, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io mi permetto di raccogliere una sua evocazione. Avventuriamoci in questo viaggio, ha detto lei, e direi che vi racconteremo un percorso che però è anche una bella storia, quindi mettetevi comodi e vediamo assieme che cosa è successo in questi ultimi 10 anni. Allora, la Treviso-Ostiglia, l'abbiamo già detto, è la ferrovia, una ciclovia su strada ferroviaria più lunga d'Italia, quindi ha questa caratteristica. Scusate, eccola qua. Quindi la caratteristica di essere una ciclovia di tipo antropico, est-ovest, come dicevamo prima, con la capacità di intercettare molte altre cammini, molte altre ciclovie, e che ci consente quindi di diventare un asse strategico per l'intercettazione del turismo e dei cicloturisti.
Si parlava nel 2000 di che cosa fare di questo tracciato, la Regione del Veneto ha creduto fortemente nel fatto di recuperarla a ciclovia, di non utilizzarla per altri scopi, di non trasformarla in un viale carrabile. Oggi quindi compiamo uno dei passi fondamentali che ricordano quella scelta forte e coraggiosa che è stata fatta. Nel 2010 si ragionava di come gestire, come trasformare questa ciclovia. C'è stata un'attività di infrastrutturazione importante, anche questa grazie ai fondi di Regione del Veneto e soprattutto al credere agli amministratori di Regione del Veneto che hanno creduto a questo processo. Quali caratteristiche ha la Treviso-Stiglia in questo momento? È una bellissima ciclovia che intercetta caselli, vecchie stazioni ferroviarie, ponti. Vediamo l'immagine bellissima del ponte sul Brenta tra Curtarolo e Piazzola, ma intercetta anche 3 fiumi, il Sile, il Muson e il Brenta. Per dare qualche numero, è una pista, in questo momento sono 70 km lineari, ma siamo in attesa del suo sviluppo perché i chilometri diventino davvero di più e i lavori sono in corso. I soggetti coinvolti, quindi la rete di governance che stiamo in questo momento coordinando e che lavora con noi direttamente, è una rete estremamente composita. Ci sono 3 province, la provincia di Treviso, di Padova e di Vicenza, fino in questo momento, 3 OGD Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano, OGD Padova e OGD Terre Vicentine, ma anche le province e le OGD aumenteranno in prospettiva. Con noi chiaramente Regione del Veneto e la strategia regionale del Land of Venice, che è importantissimo ricordare perché è l'alveo, il cappello entro il quale le attività turistiche della Federazione si stanno muovendo con decisione. Il Parco del Fiume del Sile, un parco naturale regionale, e la Federazione dei Comuni che è un ente sovracomunale. Quindi una logica composita, multilivello diciamo di governance, che però non ha impedito di lavorare insieme. I comuni attraversati li ricordiamo velocemente, partiamo dal comune di Treviso, poi il parco del fiume Sile con i comuni di Morgano e di Quinto, successivamente la Federazione dei Comuni con i comuni di Campo San Piero, Loreggia, Piombino, San Giorgio delle Pertiche e Santa Giustina in Colle, e poi i comuni di Campo San Martino, Campodoro, Piazzola sul Brenta, Curtarolo, Tre Baseleghe, fino a Grisignano di Zocco e Montegalda, arrivata da pochissimo tra di noi. Con noi ricordiamo anche il Green Tour, il progetto strategico regionale, perché è dentro la logica e l'alveo dei valori di Green Tour che ci siamo sempre mossi, e nella strategia regionale del Land of Venice di Regione del Veneto. Perché la Federazione dei Comuni? Allora, questa rete che oggi noi rappresentiamo nasce nel 2020, durante il periodo del Covid, come ricordava il sindaco Cannella. È vero che avevamo un'esperienza maturata già negli anni precedenti, già dal 2005 e 2015, scusate, la Federazione gestiva la manutenzione per tutti i comuni della Federazione dei Comuni attraversate da Treviso-Stiglia, quindi garantiva una manutenzione del verde, quindi questa immagine, questa capacità di accoglienza che la ciclovia aveva in modo unitario. Nel 2020 si è deciso di allargare lo sguardo perché naturalmente noi non significavamo nulla in un troncone della Treviso-Stiglia, ma il prodotto da valorizzare era l'intera ciclovia. E quindi siamo andati alla ricerca di partnership, abbiamo trovato la disponibilità di Provincia di Padova che ci ha convintamente dato la concessione per la gestione del verde per l'intera tratta padovana, e quindi dal 2020 abbiamo cominciato a gestire l'intera tratta della provincia di Padova. Poi durante il 2021 siamo andati a cercare gli altri partner e abbiamo trovato piena disponibilità in Regione del Veneto, che di fatto ha la concessione per l'ultimo miglio legato al territorio del comune di Treviso, al Parco del Sile, rappresentato oggi qui dal Presidente e dal Direttore, e i comuni di Grisignano di Zocco, in quanto Montegalda ancora non era stato inaugurato, una cosa che è avvenuta nel corso dei mesi. Quindi con delle convenzioni abbiamo creato questo legame, diciamo, territoriale
per il quale noi garantiamo tutta una serie di servizi uguali per tutti e che si sostanziano veramente in 54 passaggi di presidio annuale. Vuol dire che tutte le settimane qualcuno va a presidiare la ciclovia, e un ascolto, una raccolta delle segnalazioni, un ascolto del territorio e degli utenti della Treviso Stiglia che è costante. Credo che questo sia la cosa che ne ha garantito gran parte del successo finora. Dopodiché però Federazione dei Comuni significa anche esperienza turistica, capacità di parlare di turismo, di rispondere alla strategia turistica regionale. Già dal 2015, rinnovato poi nel 2021, la federazione è riconosciuta come IAT territoriale, quindi di fatto porta un'esperienza rappresentata oggi dalla dottoressa Crivellaro, che sentiremo poi, porta una forte esperienza e una capacità di parlare di turismo che consentirà le cose che poi vedrete. L'ulteriore elemento che vorrei aggiungere in termini di competenze da mettere in campo è la intuizione che la federazione ha avuto di aprire un presidio che si chiama Ufficio Europa, che ha due scopi fondamentali: quello di saper cogliere, leggere, attrarre finanziamenti europei nel territorio, e quello anche di tenere aperto uno sguardo verso l'Europa, perché chiaramente per noi che ragioniamo di turismo il legame con il turismo anche sovranazionale è fondamentale. Quindi in questo momento i ragazzi dell'Ufficio Europa stanno lavorando esattamente alla costruzione di un progetto per attrarre i fondi di un avviso del PNRR sulla mobilità lenta, sul turismo sostenibile. Quindi questo è il nostro obiettivo. È quindi stato naturale per noi, quando è uscita la DGR 342 che andava a finanziare i soggetti gestori di ciclovie, perché questo potesse diventare anche obiettivo di promozione e valorizzazione della ciclovia, è stato naturale per noi candidarci. Era necessario però essere riconosciuti i soggetti gestori, quindi avere una natura e una nomenclatura specifica della legge 35 del turismo, e siamo andati a chiedere ai nostri partner territoriali: credete in questa sfida? Sì. Abbiamo stipulato con tutti un protocollo d'intesa in cui tutti hanno riconosciuto la capacità e la funzione della Federazione dei Comuni come soggetto gestore, e ci siamo candidati. Ci siamo candidati perché facevamo già la manutenzione ordinaria e quindi avevamo già una forte esperienza di manutenzione, avevamo una competenza turistica forte e il soggetto gestore aveva queste due mission importanti da portare a casa. E quindi con il DGR 1403 di ottobre 2021 siamo stati riconosciuti dalla Regione del Veneto soggetto gestore della ciclovia Treviso Stiglia, e pertanto abbiamo avuto accesso ai fondi della DGR. La DGR 342 ci ha consentito e richiesto alcune cose specifiche legate alla valorizzazione della ciclovia, che noi abbiamo tradotto in questo: shooting fotografico e la realizzazione di un video emozionale di presentazione, la presenza in una rivista specializzata. Abbiamo scelto Plein Air, che è una delle riviste di settore che intercetta un target di turismo specifico, la consulenza, l'incontro e la collaborazione, la coprogettazione con gli operatori economici del territorio, che per noi era fondamentale. Le amministrazioni e gli uffici non sono nulla senza il collegamento con il territorio e col tessuto produttivo, e questa è stata l'occasione per costruire un linguaggio comune. E poi la realizzazione di uno o più eventi, questo era l'obiettivo che avevamo, non ultimo il sito web che poi rilancia la prospettiva della promozione futura. A questo punto è nata un'esigenza fondamentale, cioè come trasformare in maniera efficace la comunicazione di una ciclovia che di fatto non era ancora un prodotto turistico, e come trasformarla in un prodotto turistico veicolabile in maniera efficace, immediato e semplice, e abbiamo capito che avremmo dovuto costruire questa immagine coordinata anche dotandoci di un logo. Logo della Treviso Stiglia che viene di fatto presentato ufficialmente oggi, che è stato immaginato insieme ad un professionista di settore, che ci presenta Maria Claudia Crivellaro. Grazie
Grazie della presentazione. Abbiamo capito quanto importante è stata la direzione turismo della Regione in questo percorso, per quello che ha fatto e per quello che farà, ed è questo ringraziamo Mauro Viti anche della presenza. Ringrazio anche i colleghi Enoch Soranzo e Milena Cecchetto che ci hanno raggiunti a questa presentazione. Tocca a Manuel Bottazzo, no, a Maria Claudia Crivellaro, referente dell'Ufficio Turismo della Federazione dei Comuni Campo San Pierese, per la presentazione del sito web. Prego. Grazie mille. Allora, prima di iniziare in realtà con la presentazione del sito web abbiamo fatto un leggero cambiamento di marcia, ci scusi di questo, ma nella presentazione ecco, ci sembrava più naturale venire in questo modo. Seduto con noi al tavolo c'è Manuel Bottazzo, è un professionista di grande valenza, di grande valore, è un professionista poi anche del territorio, al quale abbiamo trasferito i valori che con la presentazione di Alda e anche gli interventi precedenti un po' avete capito, che costituiscono l'ossatura della Treviso Ostiglia. E quindi proprio Manuel Bottazzo, che ha lavorato soprattutto in 3 settori che messi assieme compongono proprio la Treviso Ostiglia, cioè ha lavorato nel settore dello sport, prevalentemente nel ciclismo, disegnatore anche di biciclette, e poi ha lavorato nella costruzione di loghi, di marchi d'area e di territori turistici. È proprio a lui che abbiamo chiesto di immaginare un marchio e un logo unitario della Treviso Ostiglia, e quindi chiedo a lui adesso l'intervento. Ti sposti di qua e allora conduco io le slide se vuoi. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Sì, intanto grazie per questa opportunità di fare questo logo, che come detto sono un appassionato ciclista e quindi è il mio mondo, quindi mi è piaciuto subito farne parte. Vai pure, se vuoi. Vai. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è non tanto svelare subito il logo che già avete visto, ma come si pensa a un marchio, come viene pensato. Quindi l'idea nostra era di partire dai vecchi loghi delle bici, quelli frontali che vedete nelle bici storiche, che sono un elemento molto iconico del ciclismo. Poi per successivamente andare a vedere, visto che era una vecchia ferrovia, andare a vedere qual era l'iconografia tipica delle vecchie stazioni, che lo sono anche adesso, quindi l'utilizzo del blu e del bianco con dei bordi molto segnati, per poi, perché no, ricordare anche l'iconografia ciclistica stradale, per chi va a frequentare questo luogo, poi cercare un'iconografia tipica del ciclismo molto riconoscibile dal target, vai, per poi mischiare tutto questo assieme. Quindi TO, quindi come iconografia di Treviso Ostiglia, il simbolo di una bici frontale, che è la cosa che ci piaceva a livello iconico, l'utilizzo del blu, che è lo stesso delle strade, per poi ricondurlo a una forma di scudetto delle bici. Vai. Quindi manubrio, la ruota frontale, quindi è una T e una O, un manubrio messo anche da sotto, che poi vi spiegheremo perché, per poi essere chiuso in Treviso Ostiglia. Vai. E quindi questo è il risultato finale. La cosa che funziona di più qual è in un logo? Che la capacità di farlo è abbastanza comune, ma un logo va pensato soprattutto nel suo utilizzo successivo, che non è tanto quello di metterlo su un foglio di carta, ma soprattutto di farlo vivere in quello che servirà poi. Il primo pensiero è stato quello di farlo, far sì che fosse uno stencil. Stencil cosa significa? Che è riproducibile con un unico foglio, quindi vai pure avanti, qui ci sono degli esempi di come funziona su qualsiasi fondo. Qual era l'idea bella? Che potesse essere replicato sull'asfalto, in modo che la persona che pedala nel percorso riesce a intuire qual è la sua direzione. Quindi se lui va a Treviso o va a Ostiglia, vedete, faccio un esempio di come può essere spruzzato su un muro o sulla strada, ecco, fermala qua. Quindi io pedalando so dove sto andando, no? Quindi però il logo è praticamente identico, che lo giri o che lo rovesci, ha sempre la stessa funzione, quindi è la cosa che ci piaceva. Vai. Qui degli esempi di come potrebbe vivere sul territorio, quindi ha sempre questa valenza molto di vecchia ferrovia, quindi è questo blu e bianco che ricorda sempre le ferrovie, però è di fatto molto moderno. Vai.
Qui anche un altro esempio, qui come può essere funzionale sul sito web, sui cellulari. Qui ecco altri esempi veloci, ma mi sta accelerando, vai al prossimo, ecco qua. Questa è la cosa più carina di come può funzionare su merchandising, come può funzionarlo e come può essere venduto poi il marchio, perché un conto, come ripeto, è fare il marchietto bello sul foglio di carta, ma poi la cosa importante è anche poterlo vendere e accrescere la notorietà del brand di Treviso Stiglia. Vai pure avanti, ecco qua ad esempio di t-shirt, di come possono andare, maglie che possono essere vendute al turista che è di passaggio, la classica borraccia da ciclista, la tazza, le borse, le musette tipiche dei ciclisti di rifornimento, una tazza di caffè, qui abbiamo un po' spaziato, vai, questa è una maglia da ciclismo, dei calzini, un buff, eccetera, cappellino classico, e così. Quindi questa è l'idea del nuovo marchio. Per il sito web? Sì, prego. La presentazione. Sì. Sì, quindi l'immagine coordinata, come avete capito, si è realizzata con una serie di attività. Diamo qualche numero. Foto e video, 8 giornate di lavoro per 15 scatti definitivi che vedrete nel sito e 120 secondi di video emozionale che deve raccontare in maniera evocativa la Treviso Stiglia. Plein Air, quindi una rivista specializzata che ci ha consentito di ottenere la copertina del mese di aprile, 10 pagine interne, un approfondimento molto esaustivo e completo, 45.000 copie distribuite con un potenziale di quasi 1 milione di lettori. L'immagine coordinata ha significato anche, come dicevo prima, l'incontro con gli operatori, la necessità di creare una rete di coprogettazione, di lavoro insieme, di visione unitaria e di linguaggio unitario, e questo è stato estremamente importante per noi. Siamo stati accompagnati da Etifor, poi Maria Claudia ci racconterà e ci spiegherà un po' la valenza e il valore dei partner che hanno lavorato con noi, 5 incontri con gli operatori economici, 38 aziende che si sono presentate per 5 settimane di seguito presso la sede della federazione, che hanno con noi lavorato e che hanno creduto in questo progetto, un incontro tecnico con il dottor De Romedis insieme a tutti i funzionari tecnici delle nostre amministrazioni che si occupano di manutenzione. E poi l'evento che mancava, e pertanto il 24, 25 e 26 di giugno, con un grande caldo inaspettato, abbiamo lanciato il primo Treviso Stiglia Fest, che ha sostanzialmente realizzato su 3 giorni 48 eventi sui 70 km di Treviso Stiglia. Abbiamo scelto di non fare l'evento forte che attraeva tante persone, ma di dare voce a tutta la rete, quindi un fest che è partito dal basso, dagli operatori, dalle associazioni, dagli enti che si sono candidati con i propri eventi. Abbiamo realizzato un mini sito, adesso ci sono alcuni dati oggettivi, la nostra baseline ovviamente era 0, non avevamo alcun elemento, alcun dato, abbiamo interessanti numeri sui social media, abbiamo interessanti numeri di accesso al sito web, mini sito che abbiamo dedicato al fest, abbiamo fatto numerosi passaggi su stampa e su radio, l'utenza è aumentata secondo le restituzioni dei nostri operatori tra il 30 e l'80%, e l'ultima immagine che vedete in questa slide in basso a destra racconta della verifica fatta con gli operatori economici post festival, quindi successivamente le parole più utilizzate sono state collaborazione, condivisione, entusiasmo, buon inizio, novità, quindi è stato per noi un successo, una fatica, tanto caldo, ma è stata una gran bella occasione di lavoro insieme. Bene, l'immagine coordinata chiude con un sito internet che vi verrà poi descritto dalla dottoressa Crivellaro, e vedremo il video emozionale che chiude la presentazione di oggi. Vi ricordo anche che prima di uscire noi abbiamo portato con noi un esempio piccolo del merchandising di cui parlava prima Manuel Bottazzo, che abbiamo realizzato per l'evento, e quindi vi invito a passare, insomma, a raccogliere il gadget. Dentro troverete la borraccia col simbolo della Treviso Stiglia e che vedrete ripetutamente nel sito e nel video. Troverete una cartina che poi la dottoressa Crivellaro vi
vi spiega il senso di quella cartina, e troverete una penna che ricorda, e la borsetta della Treviso Ostiglia. Grazie. Allora, visto che abbiamo nominato il merchandising e quello che poi troverete all'interno della borsetta, vado ad illustrarvi il materiale turistico che noi utilizziamo all'interno dell'Ufficio Informazioni Turistiche. È un materiale molto semplice ma di grande aiuto e di grande supporto. Io la apro, è una mappa a strappo, quindi poi all'interno lo troverete, all'interno della borsetta la troverete, mette proprio in evidenza come la Treviso Ostiglia sia un ricettacolo, sia quindi una strada unica nel suo genere, perché è un asse est-ovest e rappresenta quasi il decumano di un territorio che poi va a intercettare tante altre piste ciclabili, quindi dalla zona di Treviso, dal Girasile alla zona del Montello, poi spostandoci verso la provincia di Vicenza, quindi anche la zona del Bacchiglione, le vie che portano al Brenta, intercetta un cicloturismo che può arrivare da nord, da est e porta poi verso la nostra regione. Ecco, questa era la prima, diciamo, immagine concreta che volevamo restituirvi come ufficio turistico. Io in questo caso rappresento appunto il lavoro dell'ufficio turistico. Prima di iniziare con la presentazione del sito, che vedremo in una fase ancora un po' embrionale, perché lo presentiamo oggi, però in una fase un po' di sviluppo e di divenire, quello che noi vedremo poi all'interno è il frutto di una collaborazione con tanti professionisti. Abbiamo presentato Manuel Bottazzo, che è un po' in rappresentanza di tanti professionisti che ci hanno affiancato in questo periodo. Sono stati dei partner importantissimi, si sono rivelati dei professionisti di altissimo livello. E allora, quelli che vado a presentare è innanzitutto la parte visual del nostro sito e di tutta la parte comunicativa, quindi foto e video. Ci siamo affidati a un professionista fotografico, si chiama Matteo Danesin, che oggi non ha potuto essere qui, lavora già in altre occasioni con la Regione del Veneto, è un esperto proprio nel settore del cicloturismo. In questo periodo la Direzione Turismo sta anche conducendo dei nuovi scatti fotografici, quindi abbiamo ritenuto opportuno, proprio in questa idea di essere all'interno del cappello e del marchio ombrello dell'End of Venice, ecco, di affidarci proprio a lui. Vedremo alla fine, però lo introduco in questo momento invece Matteo Menapace, che invece è qui ed è stato il regista del nostro video, quindi poi chiuderemo proprio con i 140 secondi di video. Nomino l'azienda Etifor, che ha seguito tutta la parte di affiancamento professionale, proprio di accompagnamento rispetto a questo lavoro di progettazione. In questo caso il professionista che ci ha seguito è stato prevalentemente Diego Gallo, che anche lui è presente qui in sala. È un'azienda che è spin-off dell'Università di Padova e quindi mette insieme una componente scientifica con una invece componente di sviluppo, di ruralità e di sviluppo territoriale. Ecco, queste due caratteristiche rendono efficace, ecco, e hanno proprio dato vita in modo molto veloce a questo programma che vi è stato presentato poco fa. Nomino anche un'azienda che ha affiancato la costruzione del Fest. Per noi è stata la prima esperienza di creazione, diciamo, di un contenitore unico di tanti eventi. Ci siamo affidati a Tre Parentesi, è una società che ha sede nella zona del Padovano ed è specializzata proprio nella costruzione di eventi cicloturistici e di comunicazione, ufficio stampa e in ambito cicloturistico, quindi anche questa, capite che la professionalità è stata davvero molto grande. E poi adesso mi avvicino allora alla presentazione del sito. Ci siamo affidati ad una società, ad un'azienda che già lavora in diversi siti turistici della Regione del Veneto, perché mette a frutto una competenza che adesso andrò a descrivervi, che riunisce il motore, ecco, che dà vita al nostro sito internet, ed è uno strumento messo a disposizione dalla Direzione Turismo della Regione del Veneto ed è il DMS. Allora, tolgo un attimo, che non cada tutto. Accedo al sito internet ed ecco, questa è la schermata principale del sito. Il sito ha come dominio www.ciclabile-treviso-ostiglia.it, è visibile proprio da stamattina.
Allora, le caratteristiche di questo sito quali sono? Ci tengo a sottolineare quello che è il motore e la metodologia che ci hanno che sta alla base di questo sito. Adesso noi vediamo diciamo, la parte finale, che è la punta dell'iceberg, ma sotto ci sta un lavoro di interoperabilità tra uffici di informazione turistica di tutto il Veneto. Quindi a cominciare dagli uffici turistici di Treviso al nostro, a quello di Cittadella e poi ai colleghi della provincia di Vicenza, ecco, ognuno mette la propria parte, proprio perché l'ufficio turistico rappresenta il centro di un sistema che incontra sia la pubblica amministrazione, quindi incontra gli spunti, le esigenze, le richieste, la progettualità della pubblica amministrazione, ma conosce molto bene sia il turista finale che i propri operatori. Quindi da un lato c'è l'interoperabilità tra uffici turistici, dall'altro c'è un motore che è appunto quello che nominavo prima della Regione del Veneto ed è il DMS, è un Destination Management System, quindi un'applicazione, un applicativo che permette a tutti noi uffici di informazione turistica di usare un unico contenitore per poter caricare tutte le strutture, i servizi, le informazioni, tutto quello che noi vedremo adesso all'interno del sito. Questa è la logica, quindi questa è la metodologia che sta alla base. Poi invece per quanto riguarda la logica di costruzione del sito, abbiamo pensato ad un sito internet che fosse a servizio della cicloturista, quindi qui all'interno potesse trovare le soluzioni, le informazioni per organizzare in autonomia una giornata o più giornate alla scoperta del territorio, ma fosse anche a servizio sia di noi operatori del front office, degli uffici turistici, ma anche di chi quotidianamente, quindi ce l'ha vicino a casa, va in Treviso Ostiglia. Come vedete utilizziamo l'immagine visual che abbiamo visto in precedenza, sono le foto di Matteo Danesin, e in home page scriviamo proprio così: la Treviso Ostiglia è una pista ciclabile che è sicura e ben segnalata, e queste sono proprio le caratteristiche fondamentali. È un corridoio verde, questa è la sua grande caratteristica, quella di essere in aperta pianura, però di essere un corridoio tutto verde, perché dall'inizio fino a diciamo, alla città di Vicenza siamo costantemente affiancati da alberature. Tant'è vero che anche durante l'estate è piacevole poterci camminare o poterci insomma andare in bicicletta. È lunga 70 km adesso, ma è tutta in fase di sviluppo e si trova proprio nel cuore del Veneto. È la più lunga pista ciclabile su ex ferrovia in Italia. Ecco, anche questo credo sia un valore aggiunto che va sicuramente nominato. Scrollo giù, quindi c'è una parte descrittiva. Ecco che abbiamo ritenuto opportuno mettere subito in evidenza nella parte diciamo di home page del sito due informazioni utili anche per noi che quotidianamente ci siamo in Treviso Ostiglia. Una sezione dedicata alle varie segnalazioni. Succede che a volte percorrendo la pista ci rendiamo conto di qualche anomalia, di qualche ramo che può essere caduto, succede, pur facendo 54 passaggi ci succede insomma che a volte i fortunali insomma arrivano. Ecco che allora proprio questa sezione qui aiuta ad arrivare in modo molto semplice un flash e lo leggiamo immediatamente. C'è un'altra sezione che invece è dedicata alle flash news, cioè possono esserci delle notizie dell'ultimo momento come eventuali sfalci dell'erba, chiusure parziali delle strade, ecco, e quindi noi la utilizziamo proprio con questa logica. Il sito poi si scrolla ovviamente in giù, ma il suo menu principale lo vediamo qui a lato. Ecco che allora andando nel menu a lato leggiamo quelle che sono le sezioni principali. Dalla sezione pianifica noi possiamo quindi aprire la tendina e vedere immediatamente delle sezioni che sono abbastanza tipiche per i siti turistici, la sezione di cosa vedere, dove dormire, dove mangiare e anche servizi per il cicloturista. Ecco, queste 4 sezioni qui sono alimentate, questo è un dato tecnico però ci tengo a precisarlo, proprio attraverso quella rete di interoperabilità con il sistema della Regione del Veneto. Ne apro una per tutte, il dove mangiare. Allora, apriamo la sezione del dove mangiare, ha una parte introduttiva e poi ha una parte invece con una serie di informazioni su dove andare per mangiare, quindi per risolvere questo languorino che abbiamo in questo momento. Sono inseriti qui in ordine di località le varie strutture e possiamo poi sceglierle anche a seconda della categoria
e quindi possiamo effettivamente creare dei flag e fare quindi dei filtri. La stessa cosa poi vale per tutte le altre sezioni, quindi ne vediamo una come esempio, poi voi potete in autonomia consultarlo. Ecco, teniamo solo presente che noi è vero che lo presentiamo oggi, però ci stiamo lavorando, arriviamo un po' come dire di corsa perché siamo reduci dal fest e quindi per noi è stato impegnativo, ecco, quel momento lì che si è svolto solo un mese fa, quindi sappiamo che ci sono delle lacune, le stiamo colmando, però entro oggi non ci siamo proprio riusciti, quindi ci scuserete, ecco, se vedete, anzi segnalatecele se vedete delle imperfezioni. Oltre alle classiche, diciamo, sezioni dedicate al dove mangiare, dormire, vedere, abbiamo invece la sezione di servizi al cicloturista, che anche questa è davvero fondamentale. Dove noleggio la bicicletta, dove trovo il meccanico, come fare per, ecco che anche in questo caso ci viene in aiuto questa sezione con informazioni che sono abbastanza pratiche. Ogni struttura che è inserita poi ha una descrizione interna, quindi si riescono a recuperare un po' tutte le informazioni. Quindi questa è la sezione pianifica, quella che si fa normalmente prima di affrontare il viaggio. Abbiamo poi un'altra sezione che a noi piace ed è come abbiamo suddiviso le tappe della Treviso Ostiglia. La Treviso Ostiglia ha una caratteristica intrinseca, noi la possiamo compiere in qualsiasi senso, da est a ovest a est, possiamo interromperla, possiamo fare poi degli altri giri, uscire. Ecco, noi abbiamo proprio immaginato 2 sezioni importanti, arriverà una terza. Allora, la prima sezione è quella dedicata alle tappe della Treviso Ostiglia. Cosa vedo lungo la Treviso Ostiglia e nelle sue immediate vicinanze del sedime? Lo nominava anche lei prima, Presidente, a poca distanza troviamo l'oasi del Parco del Sile, troviamo la Villa di Piazzola, cioè troviamo proprio nell'immediata vicinanza delle bellezze che sono davvero uniche e che non devono assolutamente essere perse. Però possiamo anche decidere di utilizzare una parte della Treviso Ostiglia per raggiungere delle località che sono leggermente più in là. Ecco che allora con pochi chilometri, quindi qualche giro di gamba in 10 chilometri, possiamo raggiungere tante altre bellezze. Queste sono la logica con cui vengono costruite queste 2 sezioni. Allora apro la prima e sono le tappe della Treviso Ostiglia. Il mood era proprio quello di dire siamo pronti, bene, partiamo. Anche dal punto di vista internazionale il fatto di dire andiamo agli stranieri piace, proprio la parola andiamo, la rende molto italiana. Allora, percorriamo un po' assieme la Treviso Ostiglia, l'abbiamo divisa in 4 tronconi, da Treviso fino a Badoere, da Badoere a Camposampiero, da Camposampiero a Piazzola e poi l'arrivo fino a Grisignano di Zocco. Queste sono un po' le 4 tappe, in realtà si arriva fino a Montegalda perché abbiamo inserito proprio la parte che si innesta sul Bacchiglione e poi arriva a Vicenza, ecco, quindi questo continua fino a Vicenza. Con la stessa modalità trovate poi le proposte di escursione, quindi vi invito poi a guardarle in autonomia. E ultimissima sezione che arriverà però a partire da settembre sono quegli incroci di piste ciclabili che ho nominato prima attraverso la mappa. E quindi troveremo il Girasile, troveremo tutte quelle strade, quelle ciclovie o quelle cicloescursioni che si intersecano proprio partendo dalla via. Ultimissima, abbiamo poi dei canali social e quindi li trovate poi qui sotto, quindi sotto il menu potete ritrovare i nostri profili Facebook e Instagram e anzi invito qui anche a mettere il mi piace perché insomma fa sempre bene. Ok, allora io direi che vista tutta la presentazione, vista anche il sito internet, la cosa forse che possiamo fare è quella di chiudere con il nostro video. Il video che è stato prodotto da Matteo Menapace ci permette anche di prendere un po' di brezza perché insomma è un video anche abbastanza fresco e allora It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. The
the way you turn before you bloom. Ooh, I don't know where I should begin. Too many of us here, a crowded planet full of fear. Although I'm running up a hill, remember where I've been. I don't know where I should begin. 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 Bellissimo video, complimenti. Vicepresidente De Berti, lei che è preparata sul tema, cosa ci dice? Grazie Presidente. Allora vi faccio i complimenti per tutto. Dicevo prima che io ho una grande ammirazione per la Federazione del Campo San Pieregio da tempi non sospetti, quando ero sindaco. E quando ero sindaco, insomma, io credo molto nelle unioni, nelle fusioni, cioè, insomma, nell'unione e nel gioco di squadra, ed ero venuta anche a trovarvi per vedere la realtà, quindi veramente vi faccio i complimenti perché state facendo una cosa davvero straordinaria. 70 chilometri dove possono già essere usufruiti, ne mancano 60 perché ne mancano 25 nella provincia di Vicenza e 35 nella provincia di Verona. Completamente finanziata, perché questa è assolutamente stata una fatica grande, una fatica veramente grande, più che altro perché io ho sposato una scelta che tante volte, insomma, magari i sindaci non interessati dalla Treviso Stiglia non hanno gradito, però ho sempre detto, essendo la Treviso Stiglia un progetto strategico della Regione Veneto, doveva avere la priorità su tutto, perché altrimenti definire un progetto strategico, ma poi ci mettiamo 40 anni per finanziarla, di strategico a gran poco, soprattutto perché la Treviso Stiglia attraversa un territorio che non è turistico di natura, perché fare una ciclabile sul lago di Garda, buoni tutti, promuoverla sul lago di Garda, buoni tutti, fa gli investimenti dei privati sul lago di Garda, bravi, adesso parlo del lago di Garda, ma vi faccio l'esempio, sì, vabbè, dopo usciamo dal Veneto, non ne parliamo, andiamo in su, però io vi faccio un piccolo esempio, veramente al di là del fatto che finanziata tutta 27 milioni, Veneto Strade, perché anche la scelta di scegliere Veneto Strade come unico soggetto attuatore per la progettazione e l'attuazione è stata una scelta vincente, perché sennò ogni comune andava avanti con le proprie forze, con le proprie scelte, con le proprie potenzialità, e avremmo rischiato veramente anche di vedere una cosa frammentata, quindi anche quella è stata una vittoria. La parte da Sossano a Colonia Veneta già aggiudicati i lavori, da settembre a dicembre saranno completamente aggiudicati i lavori, quindi tra 2023 e 2024 nastri da tagliare a go-go, ok? E dopo ovviamente incombenza di gestione, manutenzioni, promozione, e sicuramente per tutta la tratta e per tutti i 130 km la Federazione del Campo San Pierese può essere la soluzione al problema della gestione e della manutenzione delle piste ciclabili che tanto attanaglia e preoccupa la vicepresidente, ma anche i colleghi e il territorio. Vi faccio solo un esempio.
San Candido Lienza, una ciclabile che tutti conosciamo, che tutti, se voi ci pensate, è una pista ciclabile dove la sua bellezza sono i servizi. Al di là del panorama, però è all'interno del bosco, cioè non è una ciclabile. Io l'ho fatta nel 2016, per carità, l'Halo Hacker affascinante, il parco sugli alberi per i bambini affascinante, poi sai, arrivi a Lienza, cioè non devi neanche dire dove metto la bicicletta, te la tolgono dalle mani e ti dicono lì c'è il treno, sali. Servizi sono lo strumento più importante per la promozione. Il giorno dopo che ero andata sulla San Candido Lienza ho fatto la Calalzo Cortina, su richiesta del sindaco di Calalzo che mi ha stressato l'anima, l'ho fatta, cioè, neanche confronto, per me personalmente neanche confronto, uno spettacolo. Sulla San Candido Lienza dovevi metterti in fila, scendere dalla bici e avere un po' di pazienza per passare da certi punti. Sulla Calalzo Cortina c'ero io, mio marito e i miei figli. Fine, non c'era nessuno. Però perché era più bella e non c'era nessuno? Mancavano i servizi. Servizi non ce n'erano. Con mio grande stupore sono andata un mese fa, che abbiamo inaugurato il treno bus bici. Nel frattempo, in questi anni, sono nati caselli che sono stati messi a bando e hanno fatto delle piccole stanze, ristori, tavole calde, il bar, questo, quell'altro, cioè è completamente cambiata rispetto, e di ciclisti ce n'erano di più, sicuramente non come la San Candido Lienza, ma sicuramente ce n'erano di più. Sulle ciclabili del Veneto, dove non abbiamo i turisti, diciamo, a portata di mano, bisogna crederci, ed è bello perché sulla Treviso Ostiglia proprio io sento che ci credete e che tutto questo lavoro di promozione che state facendo è utile per farla conoscere. Insomma, l'anno scorso abbiamo fatto col presidente Ciambetti l'evento da Piazza dei Signori a Piazza dei Signori, che è stato fenomenale soprattutto per le gambe. Insomma, sì, no, cioè, insomma, mio figlio è stato bravo, dai 70 km in andata e in ritorno con la bicicletta muscolare non è stato da poco, però è stata un'uscita veramente straordinaria. Allora, andate avanti così, mantenete questo entusiasmo, perché vi servirà l'entusiasmo per i 130 km. Guardo il presidente della federazione, è inutile che stiamo lì a girarci intorno, cioè trovato lo strumento, bisogna fare sinergia tra le province veramente con una unica promozione, come dite, quindi 70 km ci sono, i 60 prepariamoci perché tra il 2023 e il 2024 immagino che arriveranno tutti e dopo sarà una grande festa. La Regione Lombardia si è messa in moto perché anche loro hanno stanziato le risorse per l'acquisizione del sedime, perché il sindaco di Ostiglia è iper preoccupato perché fino a qualche anno fa la Regione Lombardia non era molto interessata, se non dire per nulla, però insomma adesso si sono messi in moto anche loro, quindi diventerà uno strumento di promozione anche del nostro territorio veramente straordinario. Vi faccio i complimenti e avanti tutta, grazie. Grazie alla vicepresidente, veramente anche da parte mia, ma penso di interpretare anche il sentiment dei colleghi, veramente complimenti per il lavoro. Siamo sulla buona strada, ne abbiamo tanta da fare, lo diceva benissimo la vicepresidente De Berti, sappiamo quanto il presidente Zaia ci tiene a questo progetto, a questa infrastruttura, proprio perché veramente è un progetto che prende il cuore del Veneto, attraversa più territori, più province, più comuni. Se posso qualche piccolo consiglio da cicloamatore, per la promozione c'è bisogno di tante cose, questo è sicuramente tantissimo. Non vanno dimenticati i social network, ho visto ad esempio tanti video di gente che pedala parecchio sull'ultima Veneto Gravel, il percorso corto, l'arrivo che praticamente utilizza la Treviso Ostiglia fino a Piazzola come sedime. Ricordo eventi come lo scorso anno a quali ho dovuto rompere un po' le scatole a qualche amico per fare la Serenissima Gravel, prima gara per professionisti su Gravel, che
è andata specialmente in Europa veramente su tantissimi canali televisivi e su tantissime iniziative dedicate appunto al ciclismo professionista, e ho amici sia olandesi e belgi che mi chiedevano di questi percorsi, di questi territori. Quando gli ho detto che adesso praticamente si può partire da Vicenza, ma mettiamo da Piazzola, e si può arrivare a Punta Sabbioni tutto su pista ciclabile senza avere interferenze con viabilità stradale ordinaria, sono rimasti stupiti. Abbiamo, ripeto, una potenzialità che va raccontata e va ben veicolata, e ci sono appunto questi canali, specialmente social network e eventi agonistici, che veramente sono moltiplicatore di contatti e di iniziative, specialmente a un pubblico secondo me interessato. Veramente bravi, veramente complimenti, grazie per aver voluto presentarla qui oggi in Consiglio regionale. Sicuramente avete degli appassionati anche qui in Regione, e su questo tema sicuramente saremo a fianco. Moreno Giacomazzi? Una cosa velocissima che mi è sfuggito prima, giustamente parliamo di attori, parliamo di registi, non dimentichiamo, porto i saluti anche del nostro direttore generale Anna Maria Giacomelli, che non è potuta essere qui presente, e visto che è qui presente ringrazio anche il nostro amministratore delegato genovese dell'ASI, che sappiamo che ASI appunto è la società partecipata alla federazione che ci permette di aver preso la manutenzione, quindi amministratore, ha sentito cosa ha detto Adeberti, prepariamoci per gli altri 60 km. Grazie a tutti, mi sono dimenticato prima, l'ho fatto adesso, grazie. Grazie a voi, alle prossime inaugurazioni, ai prossimi tagli di nastro, ai prossimi eventi che dovremo sicuramente riproporre con appunto iniziative che vedranno almeno i presenti essere su due ruote a fianco a tutti gli amministratori del territorio. Grazie ancora.